Nomadi, il caso scotta, oggi più di sempre. La bolletta dell'acqua, l'hanno pagata? Non ancora. E il canone delle piazzole di sosta? Beh, nemmeno. Non tutti, quasi nessuno. Basti guardare i dati che Palazzo Trissino ha pubblicato. Nel campo di Via Cricoli solo 7 famiglie su 27 sono in regola. Le altre 20 o non hanno ancora versato niente, oppure si sono limitate a saldare il primo semestre. In Via Diaz, poi, soltanto una famiglia ha regolarizzato la sua situazione, le altre 8 no. Insomma, facendo due conti, viene fuori la verità. La verità è che solo 8 sono in regola su 36. 8 su 36. Ma noi di Rete Veneta, come promesso, non contenti, siamo andati oltre e abbiamo controllato se i nomadi almeno hanno pagato le bollette della luce. Sì, le hanno pagate. Qualcuno ha anche cambiato gestore, poi per loro non sappiamo come andrà a finire, ecco. Però chi è con IM Energy ha pagato. Ha pagato. Possiamo dirlo ufficialmente. Sì, possiamo dirlo ufficialmente. Anche perché se no gli avrebbero tagliato le utenze, quindi chi ha ancora l'allacciamento vuol dire che ha pagato, a dimostrazione che le cose possono funzionare, basta far rispettare le regole. A proposito, il comune ha fissato un termine: chi non salda le aree di sosta entro il 30 giugno verrà mandato via, ce lo assicura anche l'assessore. Chi non paga andrà via perché il regolamento del comune dice questo. Il 30 di giugno non è che è fra 4 anni, è fra 20 giorni. Fra 20 giorni puntualmente andremo a vedere quanti saranno in regola, cioè pagato tutto. E allora anche noi di Rete Veneta ovviamente verificheremo. Al 30 di giugno? 30 di giugno. Ci saremo.